Amici E ti belli... lamenti sempre. Ma un attimo, se mi fai spiegare... No. Un secondo. No, sei una lagna perché ti lamenti sempre. Ma non è... Se ti vedi tutto il video, come fanno loro, perché loro sono bellini e si vedono tutto il video, capisci il mio punto di vista. Signori, cominciamo. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Allora, ve la voglio spiegare. Aspetta, questa però è la maglietta che tenevo ieri. Facciamo un attimo le cose per bene. È 1 e 2. Ok, ho fatto un macello. Sempre le Zeppelin. Ma guardate, questa è la maglietta dell'America. Perché se no, non posso di fare Italia, non posso di fare Insigne. Quell'altra è della Juventus e non la posso di fare. Allora tifo per l'America, va bene? Abito in America, posso tifare per l'America? Valerio Fluido 13 per l'America. Queste sono magliette che trovate su calciostore24.com e se utilizzate il codice sconto 1926 a numero potete avere ulteriori sconti, quindi vi conviene secondo me farvi un giro se vi volete togliere uno sfizio a tale riguardo. Insomma, le magliette sono delle repliche di ottimo livello. Signori miei, a proposito di magliette, la mia lamentela, si sarà capito forse dalla copertina, abbiamo presentato Spalletti è ufficiale, non abbiamo presentato ancora, quindi questo video va preso con le pinze. Ora voi lo so, questo è un video che raggiungerà un sacco di non mi piace, quindi chi mi vuole bene mettesse i mi piace di controcanto, perché non me la voglio prendere con nessuno. Però magari l'8, proprio dopo la presentazione oppure prima della presentazione, questa cosa cambierà. Ma non è brutto che sull'Instagram ufficiale di Spalletti c'è ancora la foto sua con la maglia dell'Inter Pirelli che si vede proprio della Nike? È un po' brutto. E mentre penso a questa cosa qua dico, ma il Napoli non gli può dare nessuna maglietta nuova. Cioè, mentre cerco di fare un appunto a Spalletti, dico Spalletti, un pochino la presentazione tutto a posto, cioè le prime parole benissimo, le seconde parole ma già l'ho fatto il saluto ai tifosi, un po' così. Poi ho visto un altro video dove lo accompagnano che sta ancora comunque in viaggio, sta camminando con De Laurentiis a Nantes e lui dice sì, vabbè, però ci sarà una presentazione, non mi fate. E lì lo capisco, perché stanno in gol e quindi dà fastidio mentre stai camminando stile Iene, stile Striscia la notizia, che ti fanno le domande così. Già mi sembra un po' insofferente. Però dico, la foto la aggiorniamo, la foto profilo, e poi penso il Napoli non ha le magliette nuove, quindi come fa? Che gli dà una felpa dell'anno scorso con la K? Non può farlo, penso per contratto, non può più usare le cose della K a livello ufficiale, Lete, Napoli. Allora magliette autoprodotte ancora non ne abbiamo. Che gli dà? Quindi non è nemmeno colpa di Spalletti, è colpa del Napoli, che siamo in ritardo con questa situazione qua, e ognuno vuole fare il genio visionario, sta facendo tutto lui e vuole autoprodurle. Però se aspettiamo il metà ottobre, no, metà agosto, come ci hai detto, siamo indietro, ragazzi, siamo indietro a livello social, a livello di non ne posso ordinare magliette nuove, tutti gli youtuber hanno le magliette già nuove dall'anno scorso, è brutto. E quindi a Spalletti gli possiamo dire, magari puoi mettere una foto neutra, ecco, una foto neutra, stai tu in camicia normale nelle tue masserie, senza che parli, cioè senza che fai ancora con quella dell'Inter, perché è finito il contratto con l'Inter. Poi non lo so, gli accordi, se ci sono delle cose economiche, quindi siate buoni con me nei commenti qua sotto, perché è una lamentela fievole, no? Blanda, non sono nemmeno più di tanto incazzato, però io lo sapete come sono viscerale. Se mi viene in mente una cosa la scrivo agli amici del gruppo Telegram e poi esce un video, e quindi questa è una cosa che mi sta dando fastidio. Tutti i giorni vado sul profilo di Spalletti e mi dispiace, e quindi lo devo dire, e magari già domani cambierà questa cosa, e almeno io l'ho detta e mi sento di averla detta.
una camicia, mettiti una camicia azzurrina, hai detto Forza Napoli, hai detto sarò con te, cominciamo a essere con noi, e la maglietta dell'Inter tutto a posto, basta, perché così sono professionisti, non voglio quello che ha fatto Mourinho, perché Mourinho non è solo lui, è lui in prima persona, ma è anche la Roma, gli americani, con uno che è spettacolo già da solo, allora tu posti il telefono, la cover del telefono con la J, con i colori della Roma, la sciarpa, arrivi in un certo modo, il bagno di folla, tutte queste cose qua, non possiamo aspettarci questo sicuramente, anche perché Mourinho non è Spalletti non è Mourinho, anche noi abbiamo avuto Ancelotti è all'altezza di Mourinho come importanza, e me lo ricordate, no? Non fu una grandissima presentazione, ma quello che è e noi ci dobbiamo accontentare. Spalletti, lo capisco, siamo noi in ritardo, quindi sotto questo punto di vista non è colpa tua, qualcuno però ti dovrebbe consigliare che se vuoi instaurare un rapporto bello con i tifosi cominciamo a farlo da queste piccole cose che noi ci teniamo moltissimo, almeno io ci tengo moltissimo. Lo lasciamo breve così perché non c'è bisogno di aggiungere altro. Napoli, muoviti, oppure se la situazione delle magliette, visto che la camicia, Spalletti, il consiglio gliel'abbiamo dato, se il Napoli vuole prendere l'iniziativa senza aspettare le magliette così, regalagli fanne una felpa, una maglietta, facciamo 5 o 6 giusto per fare, per la presentazione magari, la felpa, così Spalletti si può mettere una cosa, per il profilo almeno dei social sarebbe la mia cosa che mi auspico. Da New York Valerio Fluido è tutto. USA, posso tifare per l'America? No, perché comunque sono italiano. Posso tifare per l'Italia? No, perché sono napoletano. Posso tifare per Insigne in nazionale? Nemmeno, fa sempre il tiragiro e nessuno, vabbè, non fa niente. Quindi dobbiamo arrivare ai 10.000 e arriviamoci, si deve cliccare sopra la cosa così, poi cliccate sulla campanella, poi vi iscrivete al canale Telegram, poi dovete praticamente fare Basta, sei cringe, quante cose. tutte le cose bellissime. Mi fai il Io caffè. mi ricordo come mi chiamo.